Un grande banco di prova a questa emergenza coronavirus per i medici specializzanti, giornate difficili, complicate ma anche estremamente formative. Ecco da Padova la storia di una giovane anestesista al quinto anno. Gabriele Lobello. Nella trincea della rianimazione di Padova c'è un prima e un dopo questa porta, confine tra la zona contaminata e quella pulita, tra la vita e la morte. Cristella è un medico specializzando al quinto anno. Quando è scoppiata l'epidemia ha scelto di non fuggire nella sua Lamezia Terme, da dove arriva. Vengo dalla Calabria, sono stata qui e rimarrò qui fino a che tutta questa situazione... E ce la teniamo qui, perché è giusto che sia così, è il nostro lavoro ed è giusto rimanere soprattutto quando la situazione si fa rischiosa. Cristella ha 30 anni e quando a novembre sarà ufficialmente un'anestesista spera di rimanere a Padova dove si è formata. Siamo molto aiutati e molto sostenuti ed è bello sia dal punto di vista formativo che dal punto di vista ovviamente anche personale. È il nostro lavoro essere in prima linea e sono molto fiera di dare una mano. Con lei l'infermiera caposala Paola Battanolli, che in terapia intensiva ci lavora da 30 anni. Nel reparto, ci dice, nessuno fa più i turni. Non ho un orario, ma oggi che giorno è, scusate? Mercoledì ho fatto mezzanotte. Ieri sono andata via alle 4 perché ero alle lacrime, stamattina sono arrivata alle 7 e andrò a casa quando avrò finito le priorità. Lavoriamo senza risparmiarci perché ci sentiamo sostenuti e appoggiati dalla gente, dice Paola. Il sostegno di molti e anche dei media ci stanno dando una grande forza perché sappiamo, siamo stanchi, però cerchiamo di tirarci su e l'appoggio dall'esterno ci serve.